prossimo incontro. Come vi sentireste se scopriste da un momento all'altro di aver perso tutti i vostri risparmi? Ecco, devono sentirsi così 117.000 piccoli azionisti della Banca Popolare di Vicenza, finita dentro l'ultimo grande scandalo bancario italiano. I militari della Guardia di Finanza esaminano PC e documenti negli uffici direzionali e amministrativi di Banca Popolare di Vicenza, indagati i vertici dell'istituto che ha chiuso l'ultimo semestre con perdite per oltre 1 miliardo di euro. La conseguenza di questo scandalo? Da un giorno all'altro migliaia di piccoli azionisti della Popolare di Vicenza hanno visto il valore delle loro azioni crollare. Famiglie che credevano di poter godere dei propri risparmi si trovano così in una condizione di difficoltà economica, come ci racconta questa signora, che ha perso il proprio marito da poco. Lei aveva 275.000 euro di risparmi. Sì. Questi risparmi lei non li può toccare? No, assolutamente no. E comunque valgono molto di meno. Non valgono nulla adesso. Queste sono le sue Sì. azioni. Sì. 4.459. Prima valevano 62,30, Sì. ora 48. Sì. Quindi vuol dire che lei ha perso con questa prima Sì, svalutazione sì, 60.000 euro Certo. di colpo. Sì. Ta, Primo botto 60.000 euro. da un momento all'altro. Sì, dalla sera alla mattina 60.000 euro. Ed è probabile che il valore scenda Ma, ancora. no, è probabile, è certo. E questo che cos'è? Posso chiedere questo meno Sì, il 78? fido. Quindi si passa dalla condizione di risparmiatore a quella di debitore, praticamente. Certo. Ogni tanto penso e dico, ma dai, ho vissuto un incubo con la morte di mio marito, questo è un altro incubo. Ma però non mi sveglio mai da questi incubi. Non posso più spendere niente, non comprare niente perché non ho i soldi, non ho niente. Mio marito poco tempo prima ha detto: non preoccuparti che vi lascio e vi garantisco il futuro. Se sapesse cosa è successo, ma che futuro. I sogni di mio marito sono stati Cosa pensa di chi ha gestito la banca finora? direi che sono devastati. È andato dove il nostro lavoro? Da nessuna parte. Ecco, magari a questi 4 insulsi che si sono comprati magari una macchina con i miei soldi. E mentre i piccoli azionisti vedevano sparire i propri risparmi, i manager della Popolare si riempivano di super stipendi e bonus. Qualche esempio? Andrea Piazzetta, vice direttore generale, attualmente indagato, 639.524 euro di stipendio. Andrea Monorchio, vicepresidente, ex ragioniere generale dello Stato, non indagato, 284.000 euro. Marino Breganze, vicepresidente, non indagato, 407.511 euro. Samuele Sorato, ex direttore generale, indagato, 1.714.000 euro, con una liquidazione di quasi 5 milioni di euro. E poi lui, il presidente della banca da 19 anni, Giovanni Zonin, 1.124.500 euro. Era proprio lui, Zonin, a rassicurare i soci fino a pochi mesi prima del crack. Credo che anche quest'anno sapremo fare le scelte giuste per far crescere il nostro istituto, in linea con i maggiori istituti e i migliori istituti non solo italiani e europei.